Reclusione forzata naturalmente mette in difficoltà anche i nostri nervi, il nostro coesistere con le altre persone e quindi dobbiamo sentire l'esperto anche in questo caso. E in questo caso ho pensato di chiamare un'amica, una professionista importante, psicologa e psicoterapeuta, Elisa Bovolenta. Ciao Elisa, come stai? Ciao Leandro, ciao, sto bene, grazie. Allora, anche a te, anzi, solo a te, chiediamo, questa reclusione forzata, ormai sono 10 giorni che siamo in casa, che problemi potrebbe creare, prima di tutto nella convivenza, perché non si è abituati ad abitare H24, come dice qualcuno, con il tuo compagno, la tua compagna, con i tuoi figli. Cosa potrebbe succedere? Guarda Leandro, giravano post anche su Facebook, sui social, dove si diceva che la vera difficoltà era la guerra anziché stare sul divano. Invece ti dirò che la convivenza forzata in alcune situazioni può provocare danni anche molto gravi. Si tratta di violenza sulle donne, piuttosto che separazioni in casa molto difficili, clima familiari molto, molto rigidi, quindi la convivenza forzata può portare veramente anche dei problemi importanti. È logico che in questo caso non possiamo pensare di fare diversamente, possiamo però pensare che non siamo soli in ogni caso, dobbiamo stare in casa ma non siamo soli, quindi ci sono i centri per l'aiuto da contattare nel caso di bisogni importanti. Poi ci sono le situazioni, quelle quotidiane, insomma familiari. Le famiglie non sono mica abituate, sai Leandro, a stare in casa Sì. insieme tanto tempo. Ma te lo dico anch'io, cioè anch'io non siamo abituati a stare in casa così tanto tempo, a condividere gli stessi spazi, quindi i conflitti possono accendersi velocemente, le noie sono tante, soprattutto per i bambini, e quindi bisogna riempire un tempo anche di qualità, ed è un modo per abituarci ad una cosa nuova. Ecco, questo senza dubbio. Tu sei psicologa e psicoterapeuta. E la terapia quindi cosa potrebbe essere, al di là di chiamare in caso di grossi problemi, che potrebbe essere, non so, un assistente sociale o addirittura in casi estremi, come hai detto tu, di violenza familiare, chiamare anche le forze dell'ordine. Però in linea di massima una terapia che si può fare tranquillamente light? Light per situazioni normali, Sì. stai dicendo, per situazioni di convivenza normale è proprio imparare anche a stare a volte nella difficoltà, perché noi siamo un po' esperti, un po' temiamo il dolore, le difficoltà, tendiamo un po' a scappare generalmente, e sai, con la scusa del lavoro, con la scusa dell'uscita, eccetera, tante volte deviamo dai Scappiamo. nostri compiti. E invece lo stare, io lo chiamo anche il so stare con una lineetta in mezzo, è il saper anche respirare un'aria diversa, e tante volte se tu ci stai dentro le emozioni, anche quelle più avverse, impari anche a scoprire gli strumenti interiori per poterle affrontare, che sia una difficoltà con il marito piuttosto che la pazienza con i figli. Cioè, guarda che non è semplice stare tutto il giorno con un bambino, con due bambini, con tre bambini, e riempire il loro tempo, le loro età diverse. Quindi è veramente, da una parte è un grosso impegno, ma dall'altra noi dobbiamo cominciare a vederlo come un grande dono, perché altrimenti considereremo questa storia solo una grandissima tortura. Ecco, hai affrontato il discorso dei bambini. Che attenzione bisogna avere in questo momento qua, in una famiglia, magari in un appartamento piccolo, in un condominio, che attenzione bisogna avere per i bambini in particolare? Guarda, qua si può aprire proprio tutto un mondo rispetto alle attività da poter proporre secondo l'età. Sai, adesso il bello della tecnologia, perché c'è anche il lato bello della tecnologia, è quello che se tu digiti su Google una aiutami, che ho un bambino di 4 anni, non so intrattenerlo, ti viene fuori il mondo. Ok? Quindi quando la tua pazienza e la tua fantasia termina, c'è qualcuno che ti può aiutare. È potente anche la condivisione tra le altre mamme, quindi il passaparola e i suggerimenti
Io stessa ho chiesto suggerimenti alle amiche, ditemi un'attività da poter fare, quindi ci deve essere tanta comunione, tanta solidarietà, a partire anche dalle piccole cose, chiedere consiglio sempre, chiedere aiuto è una forma di coraggio importante, dalle piccole cose alle grandi cose. Perfetto, Elisa, io ti ringrazio anche per la disponibilità, naturalmente saluta il tuo bambino, saluta tuo marito. Ed era Elisa Bovolenta, psicologa e psicoterapeuta di Taglio di Po. Ciao Elisa, grazie. Buon lavoro, ciao, ciao, ciao Leandro.